Un autografo inedito di Giacomo Leopardi, identificato alla Biblioteca Nazionale di Napoli dopo un lungo studio. Il manoscritto rivela nuovi particolari del suo percorso letterario. La nostra inviata è Felicita Pistilli. Questa è l'ala ottocentesca del Palazzo Reale. Nelle stanze che furono dei Borbone, la Biblioteca Nazionale di Napoli svela la storia della letteratura italiana. Una cassaforte, il professor Andrea con la collega Paola Zito è partito da qui, da questo faldone, per scoprire un inedito Giacomo Leopardi. È un quadernetto, come vedete, sono dei mezzi fogli piegati in due. Una fitta lista di citazioni, lette e rilette fino a individuare il testo esatto da cui erano state prese l'opera Omnia di Giuliano l'Apostata. Questo volume lui l'ha perlustrato, l'ha studiato. Aveva 16 anni Leopardi e riempiva pagine di appunti, 8 facciate che raccontano gli anni dello studio matto e disperatissimo. Sembra quasi di vederlo. Il poeta adolescente galoppa fra gli scaffali della biblioteca paterna. Questi fogli sono la sua formazione, ma soprattutto la premessa al poeta che sarà. Quindi tutto quello che c'è dietro poi, praticamente a quello che poi verrà anche pubblicato. Questo è il Sabato del Villaggio, pure insomma è talmente famoso. Le poesie autografe e l'emozione di immaginare il momento esatto in cui sono state scritte, l'intimismo del poeta, l'intimità dell'uomo, anche questo racconta la Biblioteca Nazionale. Questa è la lista dei cibi preferiti di Giacomo Leopardi. Sì. Tortellini di magro al primo posto, Sì. maccheroni o tagliolini, cappellini al burro. Sono 49 pietanze. Con un insolito look per Damiano Di Maneskin è andato alla Camera dei Deputati al fianco della sua fidanzata Giorgia Scotti.